essere. Caso vaccinazioni, dopo il parere del Consiglio di Stato si attende la sentenza della Corte Costituzionale. Intanto le associazioni dei genitori denunciano 500 bimbi esclusi e si organizzano con asili parentali. È Luca Zaia il governatore più amato d'Italia, secondo i monitor dell'istituto di ricerca Index Research, è il presidente del Veneto apprezzato dal 58,3% dei cittadini intervistati. Ricoverata a Pordenone per un'operazione di routine, 61enne di Caorle viene dimessa nonostante i forti dolori e muore dopo una settimana. 7 indagati. Rogo doloso nella notte a Mestre, nel mirino un locale che vende kebab, il titolare illeso per miracolo. L'attentatore si ustiona e viene bloccato dalla polizia. Secondo il suo padrone il cane abbaia troppo, così l'uomo spara col fucile e lo finisce a martellate. Allevatore trevigiano a processo dopo la denuncia dei vicini. Parere favorevole del Comitato Tecnico della Regione, via libera alla valutazione di impatto ambientale per la terza corsia dell'autostrada A13. Resta il timore dei residenti dei comuni interessati. Un artigiano padovano ha realizzato il pianoforte più grande del mondo, venerdì l'esordio concertistico a Palazzo della Ragione a Padova. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il nostro telegiornale con la prima edizione, il racconto dunque dicevamo della mattinata e tra le novità ovviamente c'è la questione vaccini con la sentenza del Consiglio di Stato di cui vi abbiamo già parlato ieri. Il Corvelva intanto dice evidenziamo l'assenza della Regione Veneto e si registra in tutto questo proprio nel Veneto il numero più elevato dei bimbi che sono stati esclusi da scuola, tant'è che nel veneziano per esempio si stanno organizzando con un asilo o diversi asili per accogliere i bimbi Novax. Siamo molto contenti, ci conforta la pronuncia del Consiglio di Stato. Così il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, commenta il parere del Tribunale che si è espresso ieri sulla legge vaccini dopo il ricorso della Regione Veneto. La Lorenzin si dice poi ottimista anche per la sentenza della Corte Costituzionale, prevista a novembre. Un pronunciamento, quest'ultimo, atteso sperando in esiti diversi da quelli del Governo, anche dal Presidente Zaia, che dopo la decisione del Consiglio di Stato aveva commentato rispettiamo le conclusioni, il parere lo avevamo chiesto noi. Dibattito che non lascia indifferenti le famiglie chiamate direttamente in causa e sono soprattutto i genitori ormai denominati Novax a commentare oggi così i provvedimenti della Regione Veneto. Qui vedo l'assenza totale della Regione personalmente, cioè questi ricorsi sono secondo noi specchietti per le allodole, questi ricorsi servono poco o nulla. La Regione che abbiamo, dove abbiamo più bambini fuori da scuola, penso che abbiamo almeno 500 bambini fuori da scuola. Naturalmente stiamo parlando di scuole materne e nidi, più un'altra serie che addirittura non stanno neanche, hanno ritirato direttamente i bambini. E così le famiglie che hanno visto i figli respinti da nidi e materne o che di loro spontanea volontà hanno ritirato i bimbi da scuola si stanno organizzando in forme di homeschooling. Mi fa piacere che i genitori si stanno organizzando e stanno creando qualcosa di alternativo alla scuola materna e al nido. Nel vicentino tantissimo, nel trevigiano tantissimo, nel veneziano tantissimo. E proprio in provincia di Venezia, a Mestre, la notizia di un gruppo di genitori che ha chiesto la disponibilità di una sala di Forte Gazzera da ristrutturare per realizzarvi una scuola materna. E a proposito di Novax e legali del dottor Roberto Gava, radiato dall'Ordine dei Medici per la sua posizione sulle vaccinazioni, hanno presentato ricorso alla commissione ministeriale, provvedimento che di fatto sospende la radiazione. Intanto si discute ancora sul fronte politico per la richiesta da parte di Luca Zaia di ricoprire il ruolo di commissario di fatto per affrontare l'emergenza FAS. In diretta da Vicenza Andrea Zambenedetti. Andrea. Sì, buongiorno a studio, buongiorno a chi da casa ci sta seguendo. Continua a far discutere la richiesta del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha chiesto lo stato d'emergenza e maggiori poteri per gestire l'inquinamento da FAS.
Dopo aver fissato i limiti più severi d'Europa, la giunta regionale mette in atto il secondo step. Le richieste del governo sono in realtà partite il 19 di settembre, il giorno dopo che a Palazzo Balbi è arrivata la risposta dell'esecutivo che annunciava di non voler imporre i limiti sui FAS, un contropiede reso noto a poche ore dall'annuncio del governatore del Veneto Luca Zaia di essere pronto a emanare proprio quelle norme regionali sull'inquinamento dell'acqua, una presa di posizione che ha raccolto addirittura il consenso dei 5 Stelle. Ora il Veneto punta però al riconoscimento dello stato d'emergenza. Nella zona rossa ci sono 350.000 residenti esposti al rischio FAS. Jacopo Berti ieri ha parlato di una decisione arrivata tardi, ma ha anche rilanciato bene la scelta di introdurre i limiti, ma ora non si perda altro tempo. Insomma, l'attenzione attorno al tema FAS continua ad essere massima e si attende soprattutto in queste ore la risposta dal governo circa la richiesta del capo dell'esecutivo regionale di poteri commissariali per gestire l'emergenza. Sul piatto, lo sappiamo, ci sono a disposizione 80 milioni di euro, quelli annunciati dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Maggiori dettagli come sempre nelle prossime edizioni. Grazie Andrea Zabenedetti da Vicenza. Poi Zaia, il governatore più amato d'Italia, ancora una volta l'esito questa mattina, ultimo tra l'altro il siciliano Crocetta. L'esito, dicevamo, dell'indagine Monitor di Index Research: primo Luca Zaia, poi Sergio Chiamparino del Piemonte, Michele Emiliano della Puglia, Enrico Rossi della Toscana, Maurizio Marcello Pittella della Basilicata, i primi 5 governatori d'Italia secondo il monitoraggio semestrale che rileva la soddisfazione nei confronti del lavoro dei presidenti di regione. Il governatore del Veneto è apprezzato dal 58,3% dei cittadini intervistati, secondo l'istituto di ricerca diretto da Natascia Turato. Dunque a conquistare la medaglia d'oro nel primo semestre 2017 è un'amministrazione della Lega Nord. A sorpresa, secondo posto Chiamparino 56,4% e terzo, dicevamo, Michele Emiliano 56,1%. Ora la cronaca: la morte sospetta di una parrucchiera di Caorle ha fatto scattare l'indagine a carico di 7 medici dopo un'operazione che doveva essere di routine a Pordenone. Ricoverata al Policlinico San Giorgio di Pordenone per un'operazione di routine, viene dimessa nonostante i forti dolori e muore dopo una settimana. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Anna Maria Gnan, parrucchiera 61enne di Caorle, iscrivendo nel registro degli indagati 7 medici e un'infermiera. La donna si era sottoposta al 6 settembre a un semplice trattamento di ernia iatale tramite laparoscopia esplorativa. Dopo l'operazione lamenta forti dolori al fianco. Viene dimessa l'11 settembre con la rassicurazione dei medici che quei dolori sono la normale conseguenza della quantità d'aria introdotta durante l'operazione. Nella notte tra il 13 e il 14 comincia a respirare sempre più affannosamente. Il marito chiama l'ambulanza, ma quando torna in camera la donna è già aspirata. Per fare piena luce sulla vicenda, i familiari hanno presentato un esposto alla Procura di Pordenone, dal quale è nata l'indagine. Un allevatore di Giavara del Montello, nel Trevigiano, è a processo per aver ucciso a colpi d'arma da fuoco uno dei suoi cani. Deve rispondere dell'uccisione di esplosioni pericolose in centro abitato. Ha ucciso a colpi di arma da fuoco e martello un suo cane che a suo dire andava eliminato perché aggressivo nei confronti non solo degli estranei ma anche dei familiari e perché abbaiava troppo. Ma quel gesto che un tempo nelle campagne sarebbe passato inosservato, oggi con la severa legge contro i maltrattamenti in vigore e una sensibilità verso gli animali di molto aumentata, ha portato un 55enne di Giavara del Montello dritto davanti al giudice. E così ieri mattina in tribunale a Treviso si è aperto il processo penale a suo carico: uccisione di animale con l'aggravante della crudeltà ed esplosioni pericolose in luogo abitato, le accuse da cui ora si deve difendere il 55enne, un allevatore. Secondo la procura, l'imputato, una sera d'estate del 2014, uccise un suo cane con 2 colpi di arma da fuoco. Le esplosioni svegliarono i vicini che allertarono il 112. I carabinieri della locale stazione arrivarono immediatamente verbalizzando quanto successo. Il processo riprenderà il 3 luglio con nuovi testimoni e l'eventuale sentenza. Esplosione nella notte in un negozio di kebab a Mestre in via Piave, una storia che ha dell'incredibile, finisce in manette, poi tra l'altro ferito la persona che si pensa possa essere stato l'attentatore di questo colpo nella notte. Ci racconta di più Ilaria Marchiori in diretta. Ilaria.
Buongiorno da Venezia, è di origine dolosa l'esplosione che questa notte ha mandato in frantumi la vetrina di un kebab in via Piave a Mestre, e potrebbe anche essere collegato questo episodio ad un litigio che era avvenuto sempre lì in mattinata. Era circa l'1:30 quando alcuni testimoni questa notte hanno segnalato alle forze dell'ordine questa grandissima fiammata provenire proprio dal kebab all'intersezione con via Col di Lana, e poi si è sentita questa fortissima esplosione proprio dall'interno, quando poi si sono sentiti praticamente piovere verso l'esterno dei detriti a decine di metri di distanza. A seguito dello scoppio una persona è rimasta ferita, con ogni probabilità si tratta proprio dello stesso attentatore che ha fatto male i suoi calcoli, perché l'accelerante utilizzato avrebbe saturato la stanza causando poi lo scoppio. Probabilmente lui voleva solamente dare fuoco al locale, invece poi è andata ben peggio. All'interno del negozio, nel momento dell'esplosione, c'era anche il nuovo aiutante del proprietario che stava sistemando i danni del giorno prima, quando appunto c'era stato questo litigio, e lui fortunatamente è rimasto illeso da questa esplosione. Naturalmente poco dopo sul posto sono giunti subito gli agenti della polizia locale e ovviamente i vigili del fuoco. Ci sono volute ben 3 ore, 3 mezzi e 10 pompieri di Mestre per spegnere le fiamme. Il responsabile di origine magrebina, che all'arrivo della polizia ha anche provato a fuggire nonostante fosse ustionato, è stato arrestato, e il questore ha posto sotto sequestro il locale. Ovviamente indagini in corso da parte della polizia, e nell'edizione del telegiornale di questa sera avremo ulteriori dettagli su quanto accaduto. Per il momento da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, anche perché poi in questi minuti appunto la questura sta diffondendo ulteriori dettagli sull'indagine, ovviamente partita poi da questa notte, immediatamente subito dopo il colpo, attorno all'1:30 come avete sentito. Ricorderete invece a Padova quel migrante che aveva aggredito in più episodi tra l'altro i poliziotti. Durante uno di questi aveva anche inneggiato all'ISIS e alla strage di Barcellona. Bene, dopo le polemiche ora per lui arriva la condanna. Ci aggiorna in diretta Federico Fusetti. Federico. Buongiorno da Padova, torniamo ad occuparci della vicenda del profugo che aggredì i poliziotti circa un mese fa. L'uomo infatti ora è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione. È il verdetto dei giudici padovani sulla vicenda del migrante del Gambia accusato di aver aggredito e picchiato 2 poliziotti proprio un mese fa durante un controllo ai giardini dell'Arena, e di aver inneggiato all'ISIS durante la colluttazione. L'uomo era stato poi arrestato una seconda volta 20 giorni fa in Corso del Popolo, sempre in centro a Padova, nonostante il divieto di dimora in Veneto, per aver aggredito nuovamente gli agenti. Durante le indagini erano emersi possibili contatti dell'uomo con ambienti legati all'ISIS, e per questo il Tribunale ha ordinato ulteriori indagini su libri, computer e telefono cellulare dell'uomo. Intanto il richiedente asilo non può essere espulso dall'Italia proprio per il suo particolare status, avendo fatto domanda e ricorso per ottenere il diritto di asilo dopo che la Commissione aveva bocciato la richiesta la prima volta. A metà ottobre nuova puntata, perché ci sarà l'udienza in tribunale relativa al secondo arresto. Per il momento da Padova è tutto, linea allo studio. Restiamo nel Padovano, zona Campo San Piero, perché si parla spesso di lui anche per le dichiarazioni forti. È il parroco di Rustega, Don Scatolon. Bene, intanto c'è un altro episodio che lo riguarda, perché la Corte d'Appello ha rifatto i calcoli. Il cittadino marocchino che nella sua canonica sta scontando la pena ai domiciliari dovrà rimanere lì ancora 1 anno per i calcoli, gli ultimi calcoli fatti dalla Corte d'Appello. Arresti domiciliari prorogati di 1 anno. È la novità della vicenda che lega Don Marco Scatolon, parroco di Rustega nell'Alta Padovana, con un cittadino marocchino di 33 anni che sta scontando la sua condanna ai domiciliari, ospite proprio del sacerdote. Una condanna che sembrava arrivata quasi alla fine, invece pare che la Corte d'Appello abbia calcolato i termini e stabilito che la convivenza tra i due dovrà proseguire per altri 12 mesi. Don Scatolon lancia anche una sorta di provocazione, invitando chi può a seguire il suo esempio, accogliendo persone
persone disagiate o condannate e aiutandole così a reinserirsi nella società. L'ospite di Don Marco, in particolare, aiuta il sacerdote nei lavori domestici e di giardinaggio e in un certo senso fa anche da custode alla canonica, dalla quale non si può mai allontanare, con controlli costanti dei carabinieri. Erano specializzati in furti, rapine ai danni di rappresentanti di gioielli nelle zone tra Veneto e Trentino e anche parte della Lombardia. Si tratta di 4 uomini rom, cugini tra loro, arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Trento con la collaborazione dei colleghi di Treviso e di Verona. Gli arrestati sono accusati in particolare di un colpo per un valore di circa 5.000 euro avvenuto l'Avis lo scorso 2 agosto in Trentino, ai danni di un rappresentante di Preziosi della provincia di Vicenza. La modalità d'azione, con l'uso di una motocicletta Yamaha Phaser, ha dato il nome all'indagine appunto denominata Phaser. Per 3 degli accusati il GIP di Trento ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre per un quarto uomo l'arresto è scattata per un cumulo di pene. Lotta allo spaccio di stupefacenti a Castelfranco. L'amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con gli agenti e l'unità cinofila di San Michele al Tagliamento, ha avviato una serie di controlli all'uscita dalle scuole, scoperti ragazzini già noti per atti di bullismo, ora anche in possesso di marijuana. Controlli antidroga alla stazione delle Corriere nei pressi delle scuole del centro commerciale. Al via a Castelfranco l'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio tra giovanissimi, concretizzatasi grazie alla collaborazione della Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, che dispone di unità cinofile specializzate. Lunedì il via ai controlli, che continueranno sino alla fine dell'anno, e già si sono visti i primi risultati. Gli agenti hanno trovato alcuni minorenni in possesso di marijuana, seppur in modiche quantità. Si tratta di ragazzi già noti alle forze dell'ordine per atti di bullismo. E poi c'è un professore indagato per quegli schiaffi dati agli alunni in una scuola del Veneziano. Un insegnante di sostegno è indagato per maltrattamenti a minori in seguito a 2 episodi avvenuti in una scuola di Quarto d'Altino. Avrebbe preso a schiaffi 2 alunni, tra cui uno portatore di handicap. Le vittime sono state sentite in udienza protetta dal Tribunale di Venezia. Altri 2 minori, testimoni dei fatti, saranno ascoltati nei prossimi giorni. A far scattare l'indagine è la segnalazione alla scuola di un genitore. Suo figlio perdeva sangue dal naso per aver sbattuto la faccia sul banco dopo il ceffone. La direzione dell'istituto aveva aperto un procedimento disciplinare rimuovendo il maestro dall'insegnamento e spostandolo in un ruolo amministrativo. Sempre dalla scuola è arrivata la segnalazione alla procura veneziana. L'episodio era poi finito su Facebook, suscitando polemiche e una pioggia di commenti di genitori preoccupati. Il professore non avrebbe negato i fatti, che resterebbero episodi isolati. Ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in diretta per altre novità, terza corsia, e vi parleremo anche di bufale, merenda e un pianoforte speciale. Torniamo in diretta alla nostra prima edizione e adesso parliamo di autostrada A13 per quanto riguarda l'allargamento tra Padova e Monselice. Potrebbe esserci una svolta, la Regione però chiede garanzie. Parere favorevole del Comitato Tecnico della Regione e via libera alla valutazione di impatto ambientale per la terza corsia dell'autostrada A13, un'opera che fa discutere da mesi il territorio dei comuni interessati dal progetto, con i residenti preoccupati per inquinamento e impatto ambientale. È previsto, al costo di 167 milioni, un ampliamento della A13 tra lo svincolo di Padova Est e il casello di Monselice. La Regione ha dato dunque il via libera al progetto di autostrade per l'Italia, anche se sembra sia stato introdotto l'obbligo di migliorare la stabilità degli argini, introdurre una sorta di filtro per evitare che le piogge finiscano nei campi che si trovano lungo l'autostrada e aumentare le barriere fonoassorbenti in corrispondenza delle abitazioni dei residenti, per un totale di circa 1,5 km. In totale 12 km di strada, lungo i quali verranno abbattuti e ricostruiti 12 dei 13 cavalcavia esistenti, oltre all'ampliamento degli svincoli ai caselli di Monselice e Terme Euganee e la possibile creazione di piste ciclabili, ma già si levano le proteste dei comitati di residenti, convinti di non essere stati ascoltati a sufficienza e pronti a presentare un esposto. Ora, girano sul web da tempo, ormai teatro quello di tante bufale, l'ultima sarebbe a firma dell'associazione Agitalia, la foto scattata 2 settimane fa, ma in realtà è uguale a un'altra del 2014, riguarda un bimbo e una strana scoperta, vediamo.
Christian di Venezia, 12 anni, ama le favole di Pinocchio. 2 domeniche fa, nella casa di campagna dei nonni, si è messo a scavare nel giardino per fare una buca e nascondere il suo diario. Ha trovato quel nascondiglio che era già stato utilizzato prima di lui da qualcuno dei nonni. Così inizia un comunicato inviato dall'associazione Agitalia. La storia però è sempre la stessa. Trova un barattolo, lo consegna alla nonna e scopre il tesoro, ossia 20 milioni di vecchie lire. È successo a Foggia nel 2014, a Prato nel 2016, pochi giorni fa a Pordenone e ora nel Veneziano. Però i barattoli sono sempre gli stessi e le banconote identiche da nord a sud. Contattato, il responsabile che ha inviato il comunicato lasciando a disposizione il numero di cellulare afferma che la foto è stata scattata 2 o 3 settimane fa a Mestre. Ora abbiamo mandato la diffida alla Banca d'Italia e stiamo aspettando la risposta. Una bufala bella e buona, come è accaduto in altre occasioni da parte degli stessi mittenti. L'esperto di marketing e comunicazione Frank Merenda, ospite ieri sera 20:10, un'analisi sulle imprese del nostro territorio, piccole e piccolissime, anche perché se non si investe in pubblicità, in vendita di se stessi, non si cresce. Si deve partire dalla necessità del mercato nel trovare nicchie nelle quali le persone vogliono acquistare delle cose e crearle in funzione di come la gente le voglia acquistare. Serve il marketer, l'imprenditore, colui che ha la visione su quello che il mercato vuole. Noi invece abbiamo l'operaio o il tecnico specializzato che è al comando dell'azienda perché si è messo in proprio. Non può funzionare, le aziende sono microimprese in Italia perché non c'è l'imprenditore, c'è l'operaio, il tecnico specializzato, il più bravo a fare le cose con le mani è l'imprenditore. Non è un'azienda quel lavoro lì. Che poi lo dico ragazzi con tutto l'amore, il rispetto, ok? Però o ti prendi un socio che sa fare quella cosa lì, oppure bisogna decidere di fare qualcosa in azienda, perché altrimenti l'azienda non può funzionare come piccola impresa artigiana dove ci sei tu, tua moglie in amministrazione, tuo cognato i pacchi e chiudete il bilancio a zero tutte le volte in maniera più o meno fatta bene. Non ci sono risorse da delegare a investire nelle risorse umane, non ci sono risorse da delegare a investire in cose nuove, non ci sono risorse da dedicare al marketing, cioè per acquisire nuovi clienti. Per avere nuovi clienti bisogna pagarli, cioè nel senso bisogna creare marketing in modo che i clienti qualificati bisogna investire, non c'è modo, cioè la gente non arriva col passaporto. E quindi allo stesso tempo investire in pubblicità? Investire in pubblicità è una cosa fondamentale se sai farla bene, ovviamente, cioè come tutte le cose tu devi essere l'esperto di marketing della pubblicità della tua azienda. La verità è questo che la gente non digerisce, no, io c'ho già tanto da fare in azienda, non ho tempo, ho capito, però il problema è che il marketing è la funzione centrale dell'azienda, non è qualcosa che puoi delegare all'agenzia marketing esterna che non sa niente di queste cose, sa niente della tua azienda. Poi c'è l'attività CIMIC dei militari, che è quella più vicina alle popolazioni, soprattutto delle aree colpite da un conflitto o dove si sta lavorando alla ricostruzione. È iniziata ieri a Oderzo la prima delle 2 giornate in programma per il 10° forum dei comandanti di queste unità. Il Multinational CIMIC Group è presente nelle principali missioni che vedono impegnati tutti i contingenti italiani all'estero, dal Libano, fronte tornato di drammatica attualità, il Kosovo, dall'Afghanistan alla Somalia. Ed è proprio grazie a questa presenza che attraverso il CIMIC si riescono ad approfondire tutte le tematiche della cooperazione e dell'interazione fra la componente civile e quella militare. Oggi ad Oderzo, nella prestigiosa cornice di Palazzo Foscolo, si è svolta la prima delle 2 giornate in programma del Forum internazionale dei comandanti delle unità specializzate in cooperazione civile e militare. L'evento ha riunito 49 tra comandanti della NATO nonché specialisti del settore provenienti da 19 paesi. Il nostro compito è fondamentalmente quello di creare il consenso da parte della popolazione civile. Ossia cerchiamo di stabilire tutti quei link, tutte quelle connessioni per far sì che loro traggano dei benefici dalla nostra presenza e quindi agevoliamo anche il ruolo delle altre unità che sono chiamate ad operare nei teatri operativi. Il CIMIC Group è affiliato alla NATO, con la collaborazione di Grecia, Portogallo, Romania, Slovenia e Ungheria è in grado di intervenire nei conflitti in atto con la capacità di interagire con tutti gli attori civili coinvolti nel conflitto, dalle autorità alle organizzazioni internazionali, ma non solo, dalle organizzazioni governative e non. La formazione di tutti gli operatori è di importanza rilevante. Bisogna fare degli approfondimenti su quella che è la capacità di interagire, interoperare con altre culture, con altre popolazioni
in modo da avere alla base sempre del nostro operare il rispetto delle differenti culture. Le unità SIMIC sono un fiore all'occhiello delle forze armate e lo sono perché il rapporto con l'ambiente, il territorio in cui si opera è più che fondamentale per il successo di una qualsiasi operazione militare. Ora lo dico ad Antenna, il servizio a disposizione di voi tutti per segnalare un problema a cui non trovate soluzione, cerchiamola insieme, redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898 e un sms al 351 1755 340. Un artigiano padovano ha realizzato il pianoforte più grande del mondo. Venerdì ci sarà l'esordio in musica in un concerto al Palazzo della Ragione. Vediamo. Una bottega simile alla liuteria del violino, è sicuramente la bottega più piccola del mondo che fa il pianoforte più lungo al mondo. Questa è una storia con tanti record. Lui è Luigi Borgato, padovano ed ultimo artigiano al mondo a costruire a mano pianoforti da concerto. Dalla sua piccola bottega a Sossano, in provincia di Vicenza, è uscito il pianoforte più grande del mondo, che esordirà, inutile dirlo, nella sala coperta più grande del mondo, quella del Palazzo della Ragione a Padova, la città dell'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori. È un lavoro che ci è costato almeno 10 anni, insomma, di prove, di teste e di costruzione vera e propria. Poi abbiamo anche avuto problemi per fondere un telaio di ghisa molto più grande, perché all'interno del pianoforte sapete che c'è un telaio di ghisa per la trazione delle corde che supera le 25 tonnellate. Il pianoforte più grande del mondo è un pezzo unico, ma dopo il prototipo i tempi per la realizzazione di un suo gemello potrebbero essere, per così dire, accorciati a 1600 ore di lavoro nella piccola bottega in cui Borgato lavora assieme alla moglie e a 2 collaboratori. Per noi sarà anche una verifica, tutta una serie di verifiche che già insomma, abbiamo fatto nel nostro laboratorio, e adesso lo sentiremo soprattutto in una sala così molto grande che mi dicono che ci sono delle complessità acustiche. Ad ascoltare il pianoforte più grande del mondo il 29 settembre al Palazzo della Ragione ci saranno 800 persone, tra cui anche un grossista di pianoforti in arrivo direttamente da Pechino. Il pianoforte più grande del mondo è grande anche nel prezzo, 330.000 euro. Non esattamente per tutte le tasche. Bene, ora vi ricordiamo gli ospiti delle trasmissioni di oggi. C'è ore 13 tra pochissimo con Pier Giorgio Paladin, si parlerà di eventi politici in Europa visti dal Veneto con Massimo Candura della Lega Nord, Leonardo Padrin di Direzione Italia e Graziano Azzalin del Partito Democratico. Poi questa sera c'è 20 e 10 con il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Massimiliano Barison e il consigliere regionale dei 5 Stelle Simone Scarabelli. È tutto, adesso spazio alle previsioni meteo per le prossime ore, ci rivediamo a partire dalle 18:30, buona giornata. Prevale il bel tempo, salvo per isolati e veloci disturbi su alcuni settori delle nostre regioni. Scopriamo insieme in quali. Sul Veneto sarà una bella giornata di sole ovunque, più nubi al mattino sul bellunese ma senza precipitazioni degne di nota. Sul resto dei settori cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Vediamo anche le temperature che risultano essere più o meno stazionarie, le minime saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi, massime sui 20-23 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qui sarà irregolarmente nuvoloso al mattino, più soleggiato al pomeriggio, ma con possibili isolati piovaschi sull'Udinese settentrionale. Vediamo anche le temperature, le minime si attesteranno sui 13-15 gradi, massime sui 22-24 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, qui sarà in prevalenza stabile e soleggiato, tuttavia con qualche temporale sui confini alpini più occidentali, poco nuvoloso altrove. Temperature minime sugli 11-14 gradi, massime sui 22-25 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!